dibattito sul progetto del Parco Vittoria stasera, protagonista di un consiglio comunale di Treviso tra accuse e repliche, collegamento in diretta nel nostro telegiornale. Caccia all'individuo che ha accoltellato un 24enne in pieno centro a Mogliano Veneto, probabile un regolamento di conti. Il sindaco, soliti noti che girano in città, valutiamo il DASPO urbano per allontanarli. Il bar 98 di Treviso chiuso per 5 giorni dalla questura a Capodanno, un sedicenne era finito in ospedale per coma etilico, la polizia e i controlli nei locali continueranno. Potenziare gli oratori contro bullismo e disagio giovanile, la proposta del vescovo di Treviso, genitori sempre più in difficoltà, lunghi accessi al consultorio per la famiglia. Malore al volante, 73enne di Caser si schianta con l'auto contro un albero lungo la Postumi a San Biagio di Callalta, nulla da fare per l'uomo. Freccia a 100 km all'ora nel centro abitato Fonte Alto, multa da 500 euro e patente ritirata ad un 40enne di Rossano Veneto, non l'unico caso rilevato in questi giorni dalla polizia locale dell'Asolano. Ad Asoli il ritorno a scuola per i compagni del 18enne stroncato da un malore in casa lunedì scorso, commozione, fiori sul banco e messaggi, lo strazio del papà era un angelo, sabato i funerali. È già caccia al biglietto per le 2 rate dei Pooh in concerto in piazza San Marco 5-6 luglio, il giorno dopo l'annuncio, capitanati dal Veneto Red Canzian hanno raccontato ad Antena 3 le loro emozioni. Dopo la pausa per il Sei Nazioni torna la United Rugby Championship a Dublino, il Benetton chiamato ad una gara perfetta contro il Leinster. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli li avete sentiti, andiamo subito in Consiglio Comunale a Treviso, dove la vedono allo schermo c'è la nostra Lina Paronetto e dove c'è in atto un acceso dibattito sul progetto del Parco Vittoria. Lina, buonasera. Buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori. Cerchiamo di parlare piano perché siamo in pieno Salone dei 300. Sta parlando in questo momento l'assessore Andrea De Checchi, che sta ripercorrendo dal punto di vista tecnico quello che è il percorso di questo progetto di cui si discute, lo sappiamo, fin dal 2008, per cui davvero un periodo molto lungo. Chiedo ad Alberto Pivetta, che cura la parte tecnica, di mostrarvi anche che c'è parecchio pubblico questa sera in Consiglio Comunale, quindi una discussione che muove molto interesse da parte dei cittadini. Naturalmente non è un punto all'ordine del giorno il Parc Vittoria, in realtà le opposizioni lo hanno fatto ben presente dicendo dobbiamo parlarne nelle commissioni perché non ci sono, evidentemente questa è stata l'accusa da parte dell'amministrazione comunale, non c'è la volontà di parlarne pubblicamente di questo tema. Adesso sentite un momento abbastanza pacato, ma fino adesso i toni dello scontro sono stati piuttosto accesi nei vari interventi che si sono susseguiti. Le opposizioni hanno ribadito la loro contrarietà, solo Niccolò Rocco di Azione di fatto ha spiegato che dal suo punto di vista non ci sono soluzioni alternative, visto che su quest'opera pende una penale da 3 milioni di euro. Partito Democratico compatto contro questo intervento, così come Treviso Civica. Allora io chiederei alla regia cortesemente di mandare in onda un contributo che abbiamo realizzato con alcuni spezzoni di intervento. Io punto anche alla questione legale, guardo con attenzione l'avvocato Andrea De Checchi, sempre molto puntuale, dicendo che c'è un pool di avvocati che sta lavorando, ci possono essere delle azioni di tipo amministrativo che stiamo valutando e delle azioni di tipo civile. Però l'azione legale sarà una delle azioni sulle quali noi ci muoveremo. Il Parc Vittoria non è un destino, ma è una scelta. La scelta più costosa in termini di realizzazione e in termini anche di inquinamento, la scelta meno riconvertibile e la scelta più antiquata fra quelle in campo. Sono preoccupati e anche allarmati per la sopravvivenza delle stesse attività, perché credono che i ristori da lei promessi non basteranno. Inoltre si sentono molto soli perché non sono ancora stati convocati ad oggi in un colloquio per parlare appunto delle problematiche, delle criticità che questo parcheggio potrà portare, e molti sono determinati ad andare via da quella piazza. Perché noi allora guardiamo il passato e dice perché neanche il sindaco Gopolo ha voluto farlo? Ma come? Silenzio. Allora, tutto questo per 60 anni. Allora, fa un certo effetto leggere che nel 2084 la tariffa sarà di 9,60 euro all'ora, perché nel 2084
o nel 2087. Questi cittadini che abbiamo appena premiato e riconosciuto, dove saranno, che città avranno, come si muoveranno? E noi immaginiamo ancora di avere 428 posti per i cittadini che saranno sottoterra. Forse ci abiteranno figli senza dimora, ma speriamo di no, perché tanta gente non abbiamo. Ecco, questi contributi li avete sentiti, una parte del dibattito, adesso i toni anche dalla parte dell'amministrazione si stanno alzando, noi ci aspettiamo anche delle proteste che speriamo di farvi vedere a brevissimo richiedendo la linea. In ogni caso lo scambio si è animato quando il capogruppo di Fratelli d'Italia Bertolazzi ha affermato apertamente che Treviso non sarà mai pedonale, quantomeno naturalmente del tutto. Questo probabilmente intendeva dire, c'è stata la pronta reazione delle altre parti, il capogruppo del PD Pelloni ha provocatoriamente proposto di realizzarlo allora in Piazza dei Signori, questo parcheggio interrato. Dalle opposizioni è arrivato l'invito a guardare avanti, guardare le prossime generazioni, a quello che si lascia in eredità. Giorgio De Nardi, che sappiamo aver promosso una raccolta firme su questo tema, ha elencato una lunga lista di domande, di perché rivolte all'amministrazione, parlando addirittura di terrore da parte dei cittadini. Noi per il momento restituiremo, Daniela, se sei d'accordo, la linea, pronti a richiedervela nel momento in cui ci fossero dei momenti di dibattito ancora più acceso, addirittura di protesta. Certo Lina, ovviamente noi pronti a ricederti la linea qualora ci fossero queste proteste, quindi insomma rimaniamo così in attesa di poterci ricollegare proprio con la nostra Lina Paronetta. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale, siamo alla cronaca. Ieri sera in pieno centro a Mogliano l'accoltellamento di un giovane moldavo, ore contate per l'aggressore. La pista principale è quella del regolamento di conti. Il sindaco Valutiamo Daspo Urbani. Ho visto arrivare un'ambulanza e una volante dei carabinieri che entravano qua a piedi dentro la piazzetta del teatro, e sono venuto a vedere il bar se era tutto a posto, e ho visto tutti i paramedici e i carabinieri che guardavano l'angolo della banca. Io ho visto tutta la gente lì attorno a un corpo che era per terra, però non sono andato là a curiosare, ecco. Non sono nemmeno le 10 di sera a Mogliano Veneto quando soccorritori e carabinieri accorrono in piazzetta Teatro per un ragazzo riverso a terra nel sangue, un 24enne moldavo residente in città. Da una prima ricostruzione il giovane stava chiacchierando seduto con un connazionale quando è stato sorpreso alle spalle da un uomo travisato che lo ha colpito con un coltello per poi abbandonare l'arma e dileguarsi nella notte. Mentre il ferito è stato portato al Cafoncello con ferite profonde, seppure fuori pericolo di vita, immediatamente è scattata la caccia all'aggressore con il coltello ritrovato poco distante e sequestrato. Al setaccio le immagini della videosorveglianza con gli inquirenti che starebbero chiudendo il cerchio. So che le forze dell'ordine hanno già controllato quelle che sono le immagini della videosorveglianza che è nuova questa perché è stata installata poco più di un anno fa. C'è una buona risoluzione, è accaduto in un angolo, diciamo, si vedono parzialmente da quello che mi è stato detto dal comandante. Comunque è tutto in mano alle forze dell'ordine. Il 24enne moldavo ferito, così come il giovane che si trovava con lui, risulta aggravato da numerosi precedenti penali. Anche per questo l'ipotesi principale è quella di un regolamento di conti per questioni di droga o denaro. Il titolare del bar in piazzetta Teatro, che di sera è chiuso, ha le idee chiare. Sono regolamenti tra ragazzi che si arrangino tra di loro, speriamo che se ne vadano presto. Che sono probabilmente sempre i soliti noti. Assolutamente sì. Le solite facce. I soliti conosciuti. Proprio per questo il sindaco Davide Bortolato intende adottare misure a stretto giro. Ci confronteremo qui a breve, capiremo, sono personaggi già conosciuti alle forze dell'ordine, capiremo cosa fare e può essere anche questa la soluzione, il DASPO. Questi devono essere episodi che in città speriamo di non vedere più, e la socialità, siamo nella zona del teatro, è importante perché i luoghi frequentati sono luoghi di sicurezza.
Prima una lite furibonda tra fidanzati alla vigilia di San Valentino, poi la zuffa con un ubriaco a colpi di bottiglia ed è anche spuntato un taser. È successo nel tardo pomeriggio di martedì nella zona di Piazza Borsa a Treviso. Al litigio tra due fidanzati trentenni, un colombiano e un albanese, si è aggiunto un cittadino indiano ubriaco che ha tentato di dividerli offrendo da bere alla ragazza. Il sudamericano ha però reagito e tra i due è nato un alterco, al culmine del quale l'indiano ha inseguito brandendo una bottiglia di vetro alla coppia. Il giovane colombiano a quel punto ha estratto un taser che teneva in tasca per tentare di difendersi dall'assalto. Alla scena hanno assistito decine di passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. A dividere i contendenti sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno identificato e denunciato sia l'indiano per minaccia aggravata sia il sudamericano che dovrà rispondere di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. E continuiamo con la cronaca. Il bar 98 lungo Viale Dalviano chiuso per 5 giorni dalla questura. A Capodanno un sedicenne era finito in ospedale per coma etilico. La polizia, i controlli nei locali ed esercizi pubblici continueranno. Ha bevuto la notte di Capodanno tanto da sentirsi male. Protagonista è un sedicenne che ha dovuto poi ricorrere alle cure sanitari a causa dei troppi drink bevuti all'interno del bar 98. Sul posto è giunta un'ambulanza del SUEM 118 che ha portato il ragazzino in coma etilico in ospedale a Treviso. Il questore Manuela De Bernardin, dopo gli accertamenti, ha firmato un'ordinanza imponendo al locale la chiusura per 5 giorni a partire dal 14 febbraio. Il bar, secondo quanto ricostruito dagli ispettori della sezione amministrativa della questura, avrebbe servito alcolici a minorenni per tutta la sera di Capodanno, molti tra i 15 e i 17 anni, come riferito da alcuni testimoni. L'intenzione della questura è quella di aumentare i controlli nei locali del centro storico sensibilizzando i gestori. La titolare del bar, sanzionato, ha preferito non parlare a microfono. All'esterno del bar due studenti, frequentatori del locale, con fare stupito, ci dicono: No, a noi no, perlomeno. Noi no. Quindi a voi non hanno mai servito? No. Chiedono sempre solo a la maggiorenni. carta? Sempre chiedono anche la carta di solito. Chiedono la carta? Sì, il documento di identità, sì. Quindi non è... No, sempre giusti. Il provvedimento al bar 98, hanno fatto sapere dalla questura, si è reso necessario soprattutto per tutelare in via preventiva e cautelare gli interessi pubblici primari, quali la sicurezza e l'ordine pubblico, intesi in senso ampio anche come sicurezza alla salute e al benessere della collettività. Seguirà la messa in campo di ulteriori dispositivi ed iniziative da parte della questura di Treviso nei confronti dei locali ed esercizi pubblici del Trevigiano, tese a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, nonché a garantire in primis la sicurezza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande con lo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Potenziare gli oratori contro bullismo e disagio giovanile, ma è dalle famiglie, dai genitori che ci si aspettano modelli credibili per i figli adolescenti, genitori che, stando ai numeri del consultorio familiare, sono sempre più in difficoltà. Notiamo che anche i genitori sono più fragili nell'affrontare le difficoltà dei figli e quindi domandano un supporto maggiore. C'è un numero crescente di genitori che si rivolgono al consultorio familiare di Treviso perché non sanno come comportarsi con i figli adolescenti. Al convegno per i 5 anni del servizio offerto dal Centro della Famiglia di San Nicolò, il tema emerge in tutta la sua prepotenza, più 15% nell'ultimo anno di accessi legati ai problemi dell'età evolutiva. Ci sono ragazzi che vengono a chiedere aiuto, supportati dai loro genitori, e quello del fenomeno del bullismo, delle bande a cui assistiamo non è, cioè è un problema, è una questione che domanda di essere affrontata insieme, non è soltanto una questione dei ragazzi, una questione del sistema in cui entrano. La fascia di popolazione che più delle altre chiede aiuto al consultorio è quella tra i 40 e i 60 anni. C'è un numero crescente di genitori che fa fatica a stare di fronte a figli che cambiano i linguaggi, gli stili e le modalità di relazionarsi alla vita, perché questo è un cambiamento repentino e continuo. E magari chi è stato genitore di un adolescente 5 anni prima, con il secondo figlio si trova di fronte a una realtà completamente diversa. Gli stessi oratori, dice il vescovo Monsignor Michele Tomasi, vanno potenziati per diventare presidi contro il disagio giovanile e il bullismo. Ma sono i genitori ad avere il ruolo principale. Smettano di comportarsi da adolescenti, ammonisce il vescovo, e diventino modelli solidi e credibili per i figli.
Hanno bisogno di sentire degli adulti di riferimento che facciano gli adulti e che dicano loro che li prendono sul serio, che li aiutano, ma anche che li stimolino. Forse potremmo lavorare su questo, prendere sul serio la potenzialità della gioventù, che è sempre la stessa, perché c'è la ricchezza della vita, prenderla sul serio e però dare spazi pubblici di accoglienza. E di accoglienza, seppure con una diversa accezione, parlerà sabato a Santa Maria del Sile proprio il vescovo, che alle 18:30 presiederà alla celebrazione della messa nella parrocchia di Don Giovanni Kirchner, contestato per aver ospitato dei senza dimora in chiesa. Monsignor Tomasi e Don Giovanni si sono incontrati proprio in occasione del bilancio del consultorio, con il vescovo che ha fatto sapere che la richiesta di rimozione del sacerdote corredata da firme non è di fatto mai arrivata in vescovado. 6 mesi di reclusione e una provvisionale in favore della persona offesa di 10.000 euro è la condanna in primo grado per la 39enne di Mirano che, approfittando del suo ruolo come funzionaria di banca, aveva messo a segno ai danni di una cliente che era una sua amica un colpo da svariate decine di migliaia di euro, operando sul conto corrente della conoscente con bonifici e giroconti in suo favore. La donna avrebbe anche attivato all'insaputa dell'altra una carta di credito utilizzata per le spese personali. E ancora una cronaca giudiziaria: accusati di aver violentato una giovane, allora 21enne, dopo una serata in un locale di Treviso. Seconda udienza oggi a carico di 3 ragazzi. Intanto uno degli indagati ha chiesto di poter accedere al rito abbreviato. Una serata da incubo e poi un risveglio drammatico. La giovane 21enne, originaria dell'Est Europa, si ritrova nuda nel letto della sua abitazione. Cerca di ripercorrere le ore prima e di capire cosa sia accaduto. Ma poi la telefonata di un ragazzo che ha in mano alcuni suoi oggetti la riporta bruscamente alla realtà. Se mi dai 50 euro io ti riconsegno tutto. E poi la domanda: ma sei sicura di non essere stata violentata? Inizia così l'odissea della vittima, che prima va in ospedale a farsi visitare e poi in questura a presentare la denuncia. Accusati di violenza sessuale 2 giovani, un terzo, quello della chiamata, deve rispondere invece di furto, estorsione ed ora anche tentata violenza sessuale. L'avvocato di quest'ultimo ha chiesto la possibilità di accedere per lui al rito abbreviato. In aula erano presenti gli altri 2 imputati che hanno ascoltato la testimonianza di un loro amico che sarebbe caduto in qualche contraddizione e che avrebbe assistito alla violenza. Tutto è accaduto una sera di fine gennaio 2018. Gli indagati erano stati in un locale nei pressi di Viale della Repubblica e poi con questa ragazza erano andati a casa di lei, dove avrebbero abusato della 21enne. Prima in 2, poi si era aggiunto il terzo ragazzo, quello della telefonata, che aveva tentato di avere un rapporto sessuale con lei senza riuscirci. Andando via avrebbe poi preso degli oggetti della ragazza e avrebbe tentato di ricattarla chiedendole 50 euro. La mattina non ricordava nulla, ma avrebbe detto agli investigatori di essere stata forse drogata, ma in aula il perito della pubblica accusa ha spiegato che dagli accertamenti effettuati sui capelli della giovane non sarebbe stata riscontrata nessuna sostanza psicotropa. La prossima udienza sarà fissata per metà aprile. Incidente mortale questa mattina a San Biagio di Callalta, a perdere la vita un 73enne di Casier. La sua auto è finita fuori strada, forse a causa di un malore. Il signore dentro era giù, bocca aperta, vetro rotto davanti e aveva... niente, è morto. C'è un altro che l'ha preparato, ha pensato a sentire il cuore ma non sentiva niente. È stato probabilmente un malore a far perdere il controllo di questa Dacia bianca Giuliano Broggio, imprenditore in pensione di 73 anni, residente a Casiera. L'auto si è così schiantata contro un albero lungo la strada Postumia Ovest a Olmi di San Biagio di Callalta, poco distante dal confine con Silea. L'incidente alle 10 del mattino fortunatamente non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi in una delle arterie più trafficate della Marca. I residenti della zona non hanno sentito rumori né botti. Questo fa supporre che la Dacia procedesse a bassa velocità. Abbiamo visto arrivare le ambulanze e i vigili del fuoco, però non abbiamo sentito nulla proprio. Molto probabilmente si sarà sentito male perché
Sì, di solito quando succede ogni tanto qui ci sono dei botti che fanno paura. Sul luogo della tragedia gli operatori del SUEM 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta. Per i rilievi del caso, Broggio, padre di 2 figli, era titolare di un'azienda specializzata nella produzione di macchine agricole, l'Agridelta, a Ponte di Piave, e da lì era partito per rientrare verso casa nel territorio di Casier. Ed ora andiamo subito in Consiglio Comunale a Treviso, dove sta parlando il sindaco Mario Conte. Se parliamo dei nostri cittadini dobbiamo essere estremamente sinceri. Una sincerità che, vi dico, con un po' di dispiacere non ho visto in questa fase di dibattito, perché si è generata un po' di confusione a causa della disinformazione, a causa di notizie che sono state buttate là in modo approssimativo, tendenzioso. Ho visto addirittura un cartello di preoccupazione per uno scavo profondo 30 metri. No, cioè, fermi, è molto meno della metà. Sento parlare di 3 euro all'ora, sento parlare di un parcheggio interrato che diventa ricettacolo di balordi, sento parlare di calcoli di camion, stessi calcoli che però non ho visto mettere in campo quando era ora, per esempio, di decidere di scavare sotto le mura. E anche lì si sarebbero dovuti utilizzare dei camion. Stesso calcolo dei camion che non ho visto mettere in campo quando veniva autorizzata quella mastodontica rigenerazione dell'ex provincia. Credo che siano molti di più di 700 i camion che hanno attraversato il centro storico per un intervento immobiliare autorizzato da una parte politica che non è la mia, ma che non vedo la stessa sensibilità. Non ho visto calcoli di quanti camion sono passati nel quartiere di Fiera per creare il bosco verticale, che non mi sembra esattamente un intervento di poco conto o poco invasivo anche da un punto di vista ambientale. Non ho visto il calcolo dei camion e non ho visto le varie scudi quando veniva autorizzata, e bene ha fatto Manillo, l'area commerciale ex Marazzato. Dunque state sentendo le parole del sindaco Conte, poi noi torneremo a ricollegarci qualora ci fossero delle tensioni all'interno del Consiglio Comunale. Intanto ci fermiamo proprio per una breve pausa pubblicitaria e torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo alla cronaca. Migliorano lievemente le condizioni dell'operaio travolto ieri sera da un anziano in auto mentre stava lavorando a Vazzola. La procura intanto ha aperto un'inchiesta e il 78enne verrà indagato. Non l'ha visto. Ha sentito solo il colpo e si è fermato. Mago. Non l'ho visto, continua a dire il 78enne di Tezze, come ripeteva ieri sera con lo sguardo frastornato sulla strada dove poco prima la sua Panda aveva scaraventato l'operaio a diversi metri di distanza. Non l'ho visto, ribadisce, e andavo piano. La procura ha aperto un'inchiesta per lesioni stradali gravi. Intanto all'ospedale Cafoncello di Treviso le condizioni del 51enne di Bitonto, pur sempre gravi, stanno lievemente migliorando. Un miracolo se si pensa alla scena alla quale i soccorritori sono trovati di fronte, dagli scarponi sulla strada al caschetto giallo schizzato sul campo adiacente. Ora c'è da capire l'esatta dinamica del tremendo impatto avvenuto in via 4 novembre a Vazzola, poco prima dell'incrocio con via Campagnola. Lei mi diceva prima non si è accorto di nulla. No, io sentì il colpo solo. E poi un segnale a 20 metri da là, a 30 all'ora. Sì, orientarmi, ma... Quindi lei ha visto che c'era il cantiere, ha rallentato. Sì, basta. L'auto è sotto sequestro e le condizioni psicofisiche del 78enne erano tali da permettergli di guidare. Ma allora com'è stato possibile un incidente così grave? A che velocità correva l'auto? In che posizione si trovava l'operaio dopo essere sceso dal mezzo sul quale lavorava per la posa della fibra ottica? C'era abbastanza illuminazione per vedere bene la strada e poter operare in sicurezza? Sono tutte domande alle quali gli inquirenti dovranno dare una risposta, probabilmente anche disponendo una perizia tecnica.
mentre a Vazzola resta lo sconcerto per quanto accaduto. Mi diceva prima non le è mai successo una cosa del genere. È 60 anni che corro in macchina, io ho patente. Multa e patente ritirata ad un automobilista che correva in pieno centro abitato a Fonte Alto a quasi 100 km all'ora. Quello di questi giorni è l'ennesimo caso in cui gli utenti della strada, alcuni utenti della strada, non prestano attenzione o sono disattenti. Tra loro anche un quarantenne di Rossano Veneto che qualche giorno fa è stato pizzicato dalla telelaser della polizia locale dell'Asolano mentre alla guida della sua Citroen correva verso le 15 in pieno centro abitato a 98 km/h in un punto in cui il limite è di 50 km/h. Per l'automobilista è scattata una sanzione amministrativa di 543 euro e il ritiro della patente. Ma in questi giorni sono state altre 3 le persone alla guida fermate dagli agenti per eccesso di velocità lungo la strada provinciale che attraversa il centro abitato di Fonte Alto. Per tutte una sanzione di 173 euro e 3 punti in meno sulla patente. Ma come spiega il sindaco Migliorini, non si tratta di casi isolati. Circa un mese fa una giovane signora attorno ai 30 anni correva ad oltre 100 km/h lungo una viabilità del centro urbano del comune di Asolo e in quel caso la patente gli è stata non sospesa ma ritirata. Non solo controlli contro l'eccesso di velocità ma anche per l'utilizzo del cellulare alla guida o per mezzi sprovvisti di assicurazione e revisione. Un camion lungo che correva lungo le nostre strade senza assicurazione, senza revisione e nel caso specifico il signore alla guida non aveva la patente adeguata per condurre il mezzo. Bancarotta fraudolenta, disposti 2 obblighi di dimora e sequestri per oltre 600.000 euro. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Treviso e coordinate dalla Procura della Repubblica. Denunciate per bancarotta e autoriciclaggio 4 persone che hanno causato il fallimento di una nota società operante nel settore della produzione e commercio di articoli sportivi. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che la società fallita era stata gestita da 2 amministratori di fatto residenti a Montebelluna che per oltre 20 anni, avvalendosi di numerosi prestanome, tra cui una donna rumena residente all'estero, hanno amministrato 10 società, tutte operanti nel medesimo settore economico e tutte condotte alla bancarotta. La Procura nei confronti dei 2 principali indagati ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, oltre al sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per oltre 600.000 euro. Ed ora invece torniamo a parlare della tragedia di Casella d'Asolo. I compagni di classe sono sotto shock per la morte di Adel, il 18enne scomparso lunedì scorso a causa di un malore. Le margherite bianche, in mezzo una fascia di fiori blu. Un cuore per Adel, per quel compagno di classe che se n'è andato troppo presto, strappato alla vita da un malore improvviso. I compagni di classe del CFP di Fonte non hanno voglia di parlare, sono sotto shock, troppo grande il dolore, troppo difficile da accettare. Grande commozione questa mattina quando i ragazzi si sono ritrovati a scuola dopo le vacanze di carnevale. Non è facile perché chiaramente nessuno è mai preparato ad affrontare un evento così tragico in un ragazzo così giovane. Ci vorrà molto tempo per metabolizzare. Quello che abbiamo detto ai ragazzi è stiamo uniti. Un cuore di fiori su quel banco che è rimasto vuoto. Sì, è significativo, è emblematico dell'amore che le ragazze e i ragazzi avevano per il loro compagno di classe. È un'iniziativa che è partita da loro. Hanno chiesto se potevano farlo, noi ovviamente li abbiamo incoraggiati. L'ultimo saluto ad Adel sarà sabato alle 11 nella chiesa di Casella d'Asolo. Domani sera alle 19:30 sarà recitato il Santo Rosario. Anche la scuola sarà presente al funerale per stringersi alla famiglia dello sfortunato ragazzo. Un ragazzo gioioso che di primo impatto aveva, diciamo, un carattere un po' schivo, ma
entrando in comunicazione con lui ti apriva il cuore e sapeva donare veramente felicità. Era un elemento carismatico, positivo per la classe. Una tragedia enorme, quella che ha colpito la famiglia di Adel. Era il nostro Angelo, dice il padre. Sentiamolo. Adel, un angelo in terra. Un ragazzo che praticamente non era d'accordo con questi tempi qua, perché non era il solito ragazzo di 18 anni, anzi era fin troppo maturo. Dalla sua ragazza che ci racconta che quando lo vedevano in giro dicevano che lui era il papà del gruppo perché era quello che doveva correggere gli altri se facevano qualcosa che non andava, dovevano fare le cose corrette, cioè non faceva le cavolate che fanno i ragazzi di 18 anni. Se lui diceva papà sono in discoteca, all'1:30 puoi venirmi a prendere, all'1:30 arrivava il messaggio sono qua fuori. Era un ragazzo che se doveva dire sono le 7, non credo di riuscire, non preparatevi da mangiare, se mi preparate da mangiare mettetemelo via perché comunque non arrivo, cioè un ragazzo d'oro. Se lui era fuori casa potevo dormire sonni tranquilli perché così come andava così tornava, perché non potevo proprio preoccuparmi di nulla. Cosa vi lascia Adel? Un'anima pura, questa è la parola che posso dire per descrivere Adel, un'anima pura. Cioè l'affetto che si vede, ogni persona che ha avuto a che fare con lui l'ha lasciato un buon ricordo. Io ho trovato messaggi di maestre delle elementari, ragazzi, l'allenatore di calcio che mi ha detto stamattina che l'ha visto 2 settimane fa, l'ha chiamato mister dopo circa 5 anni che non giocava più a calcio, cioè è sempre rimasto nel cuore di chiunque, di chiunque. Era un angelo. Cioè, se Dio ha voluto così forse era fin troppo buono per questo mondo qua. Quindi se l'è portato via anzitempo. Ed ora cambiamo argomento, è già a caccia il biglietto per le 2 date dei Pooh in concerto in piazza San Marco il 5 ed il 6 luglio. Il gruppo capitanato dal Veneto Red Canzian quest'estate vivrà il tour Amici per sempre. Il giorno dopo l'annuncio per le nostre reti hanno raccontato le loro emozioni. Come per Zucchero, Bocelli, Ennio Morricone e lo scorso anno per Laura Pausini, che si è esibita in una piazza San Marco bagnata dalla pioggia e dall'acqua alta, Piazza San Marco si prepara ancora a 2 serate sold out la prossima estate per il doppio concerto dei Pooh il 5 e 6 luglio in Piazza San Marco a Venezia con inizio alle ore 21. Saranno certamente 2 serate magiche, parte del tour dei Pooh Amici per sempre, per le quali è già partita la caccia al biglietto. Sarà tutto esaurito a nemmeno 24 ore dall'annuncio. Oggi i Pooh, guidati dal Veneto e trevigiano doc Red Canzian, da Milano hanno regalato una preziosa anteprima alle nostre reti, raccontando le sensazioni e l'attesa di esibirsi a San Marco. Io da Veneto sono estremamente felice e orgoglioso che questo accada. Suonare lì sarà veramente una grande emozione. Ma andavo a Venezia con mia madre, ero bambino e non avrei mai immaginato di andare a fare un concerto in un posto così bello. Sarà emozionante, incredibile. La mia mamma ha fatto col mio papà, adesso mi ha ricordato i 50 anni di matrimonio. Ma che bello! No, sarà da piangere. Allora, Piazza San Marco, anche noi vedremo la Basilica mentre suoniamo, vi aspettiamo. L'invito non cadrà nel vuoto, visto che oggi pomeriggio, a poche ore dall'apertura delle prevendite, che sono iniziate ufficialmente stamattina alle 11, risultavano disponibili online solo ancora pochissimi biglietti, quasi esclusivamente di prima categoria tra le 7 in vendita. Ma i Pooh avranno il tributo riservato a San Marco solo ai più grandi. Ed ora andiamo subito in Consiglio Comunale, vediamo dove si sta alzando la protesta. Però, siccome siete qui, che state facendo? A parte che i 2,50 € più IVA, nessuno è obbligato a pagarli se non va a parcheggiare là, e non è un problema né mio né vostro. No, e non ho, a differenza. No, ragazzi, scusate, a differenza vostra, che per far andare a parcheggiare la gente nel parcheggio privato,
Perché questa è la cosa, io non riesco a capire come coloro che vi applaudono non vi prendono a calci nel sedere questa sera. Voi avevate fatto un accordo dove ci davate la politica della sosta al privato per incentivare gli utenti ad andare a parcheggiare in un parcheggio privato. Cioè questa è una cosa pazzesca. Questa è una cosa pazzesca dove secondo me dovreste scusarvi. Ma questa è la stessa cosa. Detto questo, il tema del Parco Vittoria è un tema importante. So per certo che è un tema anche divisivo, è evidente, ma attraverso... Dunque sentite le parole del sindaco Conto e la protesta dell'opposizione sul piatto, lo sapete, il progetto del Park Vittoria. Non so se riusciremo magari a ricollegarci più avanti, ancora se ci saranno ulteriori tensioni. Sappiamo che questo era un consiglio comunale che era davvero teso proprio per questo argomento. Continuiamo il nostro telegiornale con lo sport. Dopo la pausa per il 6 Nazioni torna lo United Rugby Championship, il Benetton chiamato ad una gara perfetta contro il Leinster. Ma non la vedo come la più difficile, perché ormai diciamo che ogni partita è sempre la più difficile da adesso in avanti. A livello mentale sappiamo e siamo coscienti che è una grandissima, è una fortissima squadra e il loro punto forza è essere costanti per tutti gli 80 minuti. Verso Dublino con un obiettivo, fare il colpaccio in casa della capolista. Il Benetton ci crede, anche se di fronte ai primi della classe del Leinster. La United Rugby Championship torna dopo 2 fine settimana nei quali il 6 Nazioni si è preso giustamente la scena. Giorni di pausa importanti per il gruppo. Sono state due ottime settimane, c'è stato il giusto recupero, ma nello stesso tempo abbiamo anche lavorato sui dettagli in vista della partita di questo weekend. Abbiamo avuto diciamo 3-4 giorni a Firenze, dove lì ci è servito tantissimo per un po' ritornare a far gruppo. Il Benetton in questa stagione ha già dimostrato come non esistano missioni impossibili. Pasquali e i suoi compagni sono pronti, cercando di affinare al massimo la tattica contro i temibilissimi avversari. Con queste grandi squadre, quando molli anche solo un secondo e offri qualcosa all'avversario, l'avversario prende e lo porta a casa. Noi vogliamo essere costanti, una grande forza in difesa e poi tenere palla in mano, giocare e far più fasi possibile per poi arrivare in meta. Siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, 2 anni di reclusione, pena sospesa. Diego Feltrini, il papà del piccolo Nicolò, morto nel luglio del 2022 per intossicazione da hashish. Sentenza e motivazioni del patteggiamento proposto dalla procura e accolto dalla difesa sono state rese note oggi dal GUP del Tribunale di Belluno, Enrica Marson. Ha patteggiato 2 anni di reclusione, pena sospesa e non farà nemmeno un giorno di carcere. Diego Feltrin, papà del piccolo Nicolò, morto il 28 luglio del 2022 in seguito ad una intossicazione da hashish. La soluzione della vicenda era già nota dall'inizio dello scorso gennaio, quando la difesa accolse la proposta di patteggiamento della procura di Belluno in luogo del rito abbreviato. Feltrin era accusato di omicidio colposo, decadute le accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e morte come conseguenza del secondo reato per la droga trovata in casa e nel corpo del bambino. Oggi la GUP del Tribunale di Belluno, Enrica Marson, ha reso noti sentenza e motivazione. A favore del 44enne principalmente l'accertamento della non volontarietà dell'accaduto. È quindi probabile che l'intossicazione acuta da hashish riscontrata dall'autopsia sul corpicino di Nicolò fu causata dall'ingerimento della sostanza trovata in casa. Inoltre, sia all'epoca dei fatti che successivamente la condotta di Diego Feltrin è risultata irreprensibile, incensurato prima e diligente
gente oggi. Subito dopo la morte del bambino, il 44enne e la compagna si sono trasferiti fuori regione e la famiglia è seguita dai servizi sociali. Si chiude così una vicenda dolorosa che scosse l'intera comunità longaronese di Codissago, dove vivevano i Feltrin. Difficile scordare quel caldo pomeriggio di luglio, quando la notizia della morte del piccolo Nicolò squarciò la provincia intera. Sulle prime parve che il bimbo potesse avere ingerito qualcosa di velenoso mentre giocava al parco. Le indagini stabilirono al contrario che Nicolò e il papà non erano mai stati al giardinetto di Codissago e che la tragedia si consumò in casa, dove vennero trovate incustodite modiche sostanze stupefacenti. Siamo alla politica. Il centrosinistra bellunese gioca in attacco e svela i nomi che compongono la lista dei candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale del prossimo 16 marzo. 4 sindaci: Cindy Menusci a Pieve di Cadore, Loris Maccagnan di Lamon, Nicola Vieceli di San Gregorio e Mario De Bon di Sospirorio. Il vice sindaco di Soverzene, Luca Baldinot, l'assessore di Borgo Valbelluna, Simone Deola, che è consigliere delegato uscente, poi consiglieri Carla Cassol di Feltre, Maria Teresa Cassol di Belluno, Roberta De Zanna di Cortina e Letizia Monestier di Santa Giustina. Acqua, ambiente, trasporti, viabilità e scuole, sanità e autonomia, i capisaldi del programma elettorale che sarà esposto nel corso di incontri pubblici programmati per le prossime settimane. Cronaca immortalato dalle telecamere mentre in 3 episodi diversi fra il 28 gennaio e il 4 febbraio scorso ha tentato altrettanti furti con scasso ai danni di 2 bar e di una pizzeria in pieno centro a Belluno. Non è potuto sfuggire alla giustizia un 44enne di Belluno, individuato dagli investigatori della squadra mobile della questura del capoluogo quale autore dei 3 tentativi di furto con scasso. Il GIP del Tribunale ha accolto la richiesta di misura cautelare della Procura ed ha emesso un'ordinanza che dispone per l'uomo il divieto di dimora in provincia di Belluno. Nella giornata di ieri la squadra mobile ha dato esecuzione della misura. Unità di intenti tra commissario straordinario dell'ULSS 1 Dolomiti e sindaci dei comuni che ne fanno parte riuniti oggi in conferenza. Molti progetti che prenderanno il via e ancora una volta a finanziarli saranno i fondi del PNRR. 6 milioni grazie al PNRR in 9 progetti. Questo è quello che è stato approvato dalla conferenza dei sindaci dell'ULSS 1 Dolomiti. Sicuramente ci sono alcuni temi che sono cari alla gente, quali le liste di attesa, che i numeri però ci danno delle prospettive buone, e poi ci sono anche un altro tema importante che è quello della medicina generale, dei medici di medicina generale, che dobbiamo affrontare in maniera un po' più convincente. Sappiamo le richieste che ci sono da parte degli utenti, che sono quelle di poter avere un servizio migliore in termini di accettazione, di poter accelerare i tempi per le visite e per gli interventi, cosa che sta già facendo la ULSS comunque nel limite del possibile. E tra i sindaci quelli i cui territori ospitano una struttura ospedaliera come Agordo e Feltre. Abbiamo bisogno veramente di risposte, perché anche attraverso la sanità è uno degli strumenti per far rimanere la gente in montagna. E adesso i messaggi che noi vogliamo portare forti chiaramente sono quelli che portiamo da quando si è insediato il dottor Alben, quelli che portavamo prima, che riguardano il fatto che i nostri ospedali siano valorizzati per quello che meritano di essere valorizzati. I progetti vanno dalla povertà estrema alle problematiche degli operatori sociali, dalla disabilità al sostegno alla genitorialità, dalle questioni relative agli anziani non autosufficienti al rafforzamento dei servizi domiciliari. Il fatto di essere qui con loro oggi ha il significato di condividere un percorso di progetti, un percorso di idee, di condividere quindi delle linee programmatiche da qui in avanti. Siamo arrivati davvero al termine, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. Una debole perturbazione transiterà sull'Italia nella giornata di sabato. Venerdì 16 febbraio tempo ancora buono. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto sarà asciutto e stabile, al mattino in pianura consuete riduzioni della visibilità per foschie e nebbie, a seguire più sole ovunque. Temperature stazionarie o in lieve locale variazione, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 8 e 13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui possibili nebbie e foschie in mattinata, tanto sole e cielo al massimo poco nuvoloso a seguire. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza tra sole e nubi con cielo via via più coperto, specie in serata. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime sui 14-15 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.